duri per i bancari, perché oggi il bancario deve difendersi da due grandi minacce. Tutti quelli che la banca la vogliono rapinare, tutti quelli che la banca ha rapinato. E tra i rapinatori che vengono da fuori, quelli che ci lavorano dentro, anche noi a volte tra noi colleghi facciamo confusione. Per esempio, rapinatore e addetto ai mutui si differenziano sostanzialmente per un solo particolare: il passamontagna. L'addetto ai mutui ha il passamontagna per non farsi riconoscere fuori. È un po' la stessa storia dei dentisti che ti prendono 200 euro per un'estrazione, la mascherina. Mica se la mettono per proteggersi dai microbi, la mascherina se la mettono per non farsi riconoscere. Però siamo sinceri, oggi è tutta una rapina, non solo in banca. Per esempio, 50 centesimi per fare pipì in un bagno pubblico, non sono forse una rapina? Io ci sono andato l'altro giorno, ho fatto la pipì, mi sono accorto solo dopo che avevo 40 centesimi. Ho fatto finta di niente, li ho messi nel piattino, sono uscito. Il custode mi ha inseguito fino in strada, in mezzo alla gente ha cominciato a urlare: ehi tu, se vuoi venire qua a votarti la vescica sono 50 centesimi, non 40. Io che conosco bene le percentuali gli ho detto: dunque non l'ho fatta tutta, ne ho tenuto un goccio, vaffanculo. Ma per non parlare dei supermercati, di fronte alla Bianca abbiamo un supermercato, l'altro giorno in pausa caffè ho detto: vado a prendere uno snack. Ho preso un pacchettino di biscotti piccolino così, sono andato alla cassa, la cassiera mi dice: sono 5 euro. 5 euro? Dico: senta, scusi, come mai costa così tanto? E sa, questi sono biscotti senza latte, senza uova, senza zucchero, senza conservanti, senza aromi. Dico: per fortuna, perché se ce li mettevano chissà cosa costavano. Però ho detto: guardi, non faccio polemiche, pago. E gli ho dato questo qui, questo qua. La cassiera mi guarda e dice: senti, lei forse mi sta prendendo per il culo? Ho detto: no, guardi, lei mi dà dei biscotti senza latte, senza uova, io le do 5 euro senza inchiostro, senza filigrana. Però torniamo a voi, ma torniamo alle rapine in banca, perché oggi le rapine non si fanno più con le armi da fuoco, perché si rischia troppo penalmente. Oggi le rapine si fanno con delle armi improprie, addirittura delle armi fantasiose. L'altro giorno, ad esempio, è venuto uno e mi ha puntato questa qui, una chiavetta USB. E abbiamo cominciato a ridere tutti. Io ho detto: guardi, il lunedì è una giornata impegnativa, abbiamo anche il fantacalcio. Lui a un certo punto all'improvviso salta al bancone, infila la chiavetta USB nel server della filiale e comincia a urlare: se non mi date tutti i soldi che avete nel cavo vi installo Windows Vista in tutti i terminali. Tempi duri per i bancari, Però ad esempio oggi abbiamo delle disposizioni ben precise del responsabile della banca per non farci cogliere impreparati di fronte alle rapine. Ad esempio oggi, e ho delle procedure proprio da seguire rigide, oggi arriva il rapinatore, si prende uno sportello e mi dice: buongiorno, questa è una rapina, io mi devo comportare così. Buongiorno, siete, mi dovrebbe firmare il modulo scritto, il modulo sulla privacy, i dati personali, e se le interessa fino al 15 del mese, che sono 8 euro a trimestre, diamo in promozione la Rapicard, una speciale carta con la quale lei può rapinare la banca direttamente dall'esterno senza entrare dentro. Però il rapinatore non è il rapinatore sempre a fretta, ma non perché ha paura di incontrare la polizia o i carabinieri. Il rapinatore ha fretta perché sa che dentro in banca c'è lui, Giorgio Righetti, l'addetto ai titoli. Infatti le 2 volte che mi hanno rapinato mi hanno portato via 75.000 euro. Giorgio si è buttato sul rapinatore, l'ha preso sotto il braccio e gli ha detto: senta lei, con tutti quei soldi cosa pensa, dove pensa di investire? E non l'ha lasciato uscire fino a quando non ha sottoscritto una polizza integrativa, un'assicurazione furto, incendio, rapina e 8 carte prepagate. Perché ad esempio, però, io mi metto nei panni del mio collega Giorgio Righetti, è un ruolo molto difficile perché gestire i soldi degli altri è impegnativo, soprattutto quando le cose vanno per il verso sbagliato. Ad esempio è successo che Giorgio, perché per fare questo ruolo bisogna sempre avere una battuta pronta, bisogna sempre avere una parola con la quale uscire dalle acque sporche. Ricordo qualche tempo fa fece sottoscrivere al più importante cliente della nostra filiale, il più ricco, il dottor Foroni, fece sottoscrivere
sottoscrivere delle obbligazioni della Parmalat. Il giorno dopo persero il 10%, entrò il dottor Faroni, andò da Giorgio e disse: io sono un po' preoccupato, non è che domani mi perdono un altro 10%? E Giorgio Righetti gli disse: lo scopriremo solo vivendo, Lucio Battisti. Il giorno dopo le obbligazioni della Parmalat persero un ulteriore 10%. Il dottor Foroni entrò in banco molto preoccupato, disse: guardi che io sono molto preoccupato, ho delle sensazioni molto negative, lei cosa ne pensa di queste obbligazioni? Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Dentro la notte. La notte stessa le obbligazioni della Parmalat fallirono. Il dottor Foroni il giorno dopo entrò in banca infuriato come una bestia, cominciò a urlare all'indirizzo di Giorgio: lei è un incompetente! Giorgio Righetti senza occhiali gli disse: nessuno mi può giudicare, neppure tu. Caterina Caselli. Il dottor Foroni lo guardò, gli sputò in occhio, pum! Una lacrima sul viso. Bobby sopra.